Buona giornata a tutti con l'informazione. Apriamo il giornale con l'avvertenza latte. Salvini annuncia una soluzione all'avvertenza dei pastori sardi entro 48 ore, anticipa domani il tavolo previsto per il 21 febbraio. Oggi a Cagliari è stato convocato un tavolo regionale per tentare un'intesa sul prezzo del latte al litro. L'assessore all'agricoltura Pierluigi Caria ha chiamato anche i rappresentanti del movimento spontaneo in rivolta da una settimana. Incassati gli impegni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte su diverse misure urgenti, al tavolo ministeriale saranno presenti i rappresentanti della filiera del pecorino, gli allevatori che producono il latte, i rappresentanti delle industrie casearie e delle cooperative e i commercializzatori della grande distribuzione. Intanto proseguono le proteste in tutta l'isola. Presidi e blocchi ovunque, manifestazioni nelle strade, compresa la statale 131 che attraversa l'isola, e nelle piazze con il sostegno degli studenti di tutte le scuole. Intanto ieri a Roma le bandiere della Coldiretti davanti a Montecitorio per una protesta che ha unito gli allevatori della Sardegna agli olivicoltori della Puglia. Arriva la solidarietà agli allevatori della Sardegna anche da un partito autonomista corso con il suo segretario nazionale Gianfelice Acquaviva. Blitz nella notte su un'autobotte del latte a Carbonia fermata da una decina di persone. È stata quasi completamente svuotata dei suoi 3.000 litri.